Il centro storico di Agrigento si avvia alla sua rinascita. Nonostante il fenomeno migratorio ne abbia causato l'abbandono, lo sportello unico del centro storico sito in Piazza Gallo ha registrato dal 2016 l'inizio di nuovi lavori edilizi, di cui buona parte nel 2018. Un inizio che, seppur esiguo, garantisce un lento ma importante recupero degli edifici della vecchia Girgenti, salvandoli dal degrado. Questo processo di riqualificazione è stato favorito dal recente finanziamento del Comune di Agrigento, destinato ai privati per opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici in centro storico. Il progetto ha previsto lo stanziamento di 425.000 euro per interi prospetti, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e fino a un massimo di 15.000 euro, al quale hanno aderito ben 46 proprietari di immobili. Sono ben 14 i prospetti realizzati con questo sussidio, mentre altri ancora sono in fase di elaborazione ed altri invece in fase di accertamento per le pratiche di esecuzione. Piccoli passi che ben presto potrebbero aiutare a portare i frutti alla nostra città, giovando sull'economia con nuove attività ed iniziative e favorendo la rivitalizzazione del centro cittadino. Un obiettivo realizzabile solo dopo aver raggiunto la consapevolezza che ad Agrigento il patrimonio culturale e artistico non è presente solo a valle, ma anche a monte.